Sicuramente l'unione fa la forza. Quando parliamo poi io credo di innovazione, ricerca, digitalizzazione, tecnologia, mettere insieme istituzioni come Regione Veneto, come l'Università di Padova, come la Camera di Commercio, ma anche come sono altri motori invece che si occupano di ricerca e penso al VIM piuttosto che al motore sanità, insomma diventa fondamentale. Diventa fondamentale con un unico obiettivo, sia quello di saper cogliere le opportunità, le sfide che ci sono e oggi le sfide sono legate alla tecnologia, lo sappiamo, tecnologia che ci permette nel campo sanitario effettivamente di fare dei passi da gigante, ci permette di andare incontro probabilmente ai nuovi bisogni di salute, all'invecchiamento della popolazione, a una società che cambia radicalmente, a un'aspettativa di vita molto più alta fortunatamente e ci permette anche di, abbiamo capito, insomma, fare quella medicina di precisione perché i dati servono a questo, no? I dati servono per fare ricerca, ma serve avere più dati vuol dire anche essere più precisi nella diagnosi e poi anche nella cura.